salvato dai ragazzini. Pensando a questo titolo di Elsa Morante mi viene in mente un romanzo che ho amato moltissimo prima dei 10 anni, che è Tom Sawyer, il ragazzino ribelle che con l'immaginazione riesce a cambiare il mondo. E più avanti è un'antologia dei romantici tedeschi, poetesse e poeti romantici, e lì l'ho amata pazzamente. È una storia sofferta perché non è un mondo liberato da un ragazzino. Runtergrass, il tamburo di latta, protagonista un bambino che si rifiuta di crescere, che rifiuta di diventare adulto in un mondo che non fa i conti col passato.